A Venezia 10.000 iscritti e tanto pubblico per la 41esima edizione della Sueso per i Ponti. Luca Colombo. Quest'anno faccio gli 80, però adesso sull'epigrafe scrivono 79. L'idea è arrivarci. Arrivarci. Dalla stazione comincia il percorso meno impegnativo, si fa per dire, 6,5 km di calli e campi. I più intrepidi si accalcano sotto Palazzo Ducale per farne 2 volte di più a piedi su e per i ponti di Venezia, il doppio pure quelli, 45. Traguardo condiviso in Piazza San Marco. Edizione numero 41 sulle Orme Gioiose di Don Bosco. Siamo in 4 da Francoforte. Ma è la prima volta? No, io sono già venuta almeno 5-6 volte. 150 gruppi provenienti anche da Europa, ci sarà un gruppo dalla Francia che vincerà un premio, News, e sempre a scopo solidale. La quota di iscrizione sono in 10.000, divisa fra buoni per le scuole partecipanti più numerose e il sostegno anche stavolta alla missione salesiana di Yaguareté nell'Amazzonia brasiliana. La tromba è come un sorriso. Teo è il trombettiere storico della Sueso, dà il via per la 28esima volta. I primi corrono, le retrovie camminano con calma. Qualcuno ha già programmato di prendersi tutto il tempo per la Venezia del Tintoretto nel 5° centenario della nascita. Anche lo spirito vuole la sua parte. Sempre bella Venezia, così la vediamo in tutti i posti che di solito non si visitano. Volontario o concorrente? Volontario. Comunque mai dire mai. Mai dire mai, non si sa mai.